E allora torniamo in diretta sempre dalla Stella Azzurra. Si è conclusa la prima gara tra il Dimito Boys e il Why Not, vinta dal Dimito Boys, che rafforza il suo secondo posto in classifica in quello che è il girone 1, per cui con gli incassi di calendario nelle fasi finali affronterà verosimilmente il Checco dello Scavicollo. Però per parlarci di questa gara ci ha raggiunto Marco Vaiani Lisi alla prima apparizione nel torneo. Innanzitutto, come ti sei trovato con questa squadra? Molto bene, sono giocatori molto forti che già conoscevo e mi sono trovato chiaramente bene. Ovviamente Metto conoscevi molto bene Mariani, attaccante, ha già fatto anche lui un'ottima partita, una buonissima vittoria. Era importante ovviamente per te la prima partecipazione a memoria a Luigi Sgreccia, per cui non ti chiedo nulla sulla classifica, ma su questa gara ecco, un buonissimo primo tempo. Nella ripresa se avete saputo soffrire quando loro hanno inserito ovviamente il portiere di movimento. Sì, abbiamo un po' sofferto, potevamo chiuderla prima, ma abbiamo comunque vinto e ci siamo portati questi 3 punti e è importante questo. Grazie davvero a Marco Vaiani Lisi, e magari ci vediamo nelle fasi finali, sempre a discrezione del mister Dimito, se insomma ti riconvocherà. Chiaramente, grazie.